Con l'ingresso a Jesolo l'annuncio di un nuovo fine settimana da tutto esaurito sulla spiaggia immagine del turismo dell'Alto Adriatico. 500.000 di presenze lo scorso weekend, cifre pre-coronavirus. Ottime le attese anche per questo, che dovrà fare di nuovo i conti con la chiusura a causa Covid di storiche discoteche come il Muretto, il Vanilla e il rischio movida in alcune zone, in primis Piazza Mazzini. Il weekend sarà senz'altro bello e penso all'insegna del tutto esaurito. Pensavamo solo sabato, invece lo sarà anche il venerdì. E poi si somma a questo il pendolarismo, che è la cosa più difficile, perché controllare in spiaggia flussi di gente di questo tipo diventa veramente difficile. La gestione dei flussi, il rispetto delle regole in spiaggia, di giorno nei locali e nelle piazze di notte. La rissa tra giovanissimi di sabato scorso ha lasciato il segno, tanto che il comune di Jesolo ha firmato un'ordinanza anti-alcol che ne vieta il consumo, arenile compreso, dalle 20 alle 6 di ogni sabato, dall'1 di notte, anche nei locali in assenza di steward, creando frizioni con commercianti e gestori dei locali. L'ordinanza è quella che un po' ci ha lasciato i biti, ci ha un po' contrariati, perché francamente venirlo a sapere mezz'ora prima da Facebook, quando poi hai una riunione dopo mezz'ora, gli orari sono un po' stringenti, soprattutto quello dell'1 di notte, però poi si può ovviare con un servizio di steward che garantiscano la tranquillità e il silenzio. E i commercianti che dalle 8 non possono più vendere nessun tipo di alcolico, e qua purtroppo a causa di pochi ci rimettono tutti. Orari che mettono in crisi aziende già provate, ma soprattutto la sensazione che le autorità scarichino su bar e locali il problema sicurezza. Il colpevole non può essere sempre solo l'azienda, perché ha una partita IVA, perché ha responsabilità oggettiva, e quando non si riesce a far rispettare le regole si cerca sempre di trovare la scorciatoia per incolpare qualcuno. Le persone preposte all'ordine pubblico all'esterno dei nostri locali sicuramente non siamo noi. Ci ritroviamo coinvolti e attori in una fase di ordine pubblico che proprio noi non abbiamo né le competenze per l'esterno, per cui richiamiamo tutte le forze di polizia e lo Stato a prendersi carico dell'ordine pubblico esterno, perché quei fatti sono successi all'esterno e non all'interno dei nostri locali. Dal comune di Jesolo massima disponibilità al dialogo. Credo che nel maggior parte dei casi, e noi vorremmo che fosse sempre così, una buona collaborazione, ci sia stata e continui ad esserci. Insomma, vi siederete intorno a un tavolo per parlare? Assolutamente sì.